19ª giornata in Serie A, si torna a giocare alla Pala Bianchini. Lynx Latina ospita i vice campioni d'Italia dell'acqua e sapone dopo la grandissima vittoria di martedì contro la Sandro Abate. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Latina che schiera col numero 1 Maggi, numero 3 Aiello, numero 8 Schedler, numero 12 Menichella, numero 13 Rabel, numero 14 Gilò, numero 17 Palmeggiani, numero 19 Tony Vives, numero 20 Lo Cicero che è il capitano, 21 Greco, 22 Sportoletti, 28 Johnny, 80 Jander, 88 Bruni il tecnico. L'ex di turno Lorenzo Nitti risponde l'acqua e sapone con Mammarella con il numero 1 6 Marrazzo, 7 Liviero, 8 Muriglio, 9 Calderolli, 10 Jesulito, 12 Mambella, 16 Fior, 18 Coco Wellington, 19 Avellino, altro grande ex di giornata, numero 20 Jonas, numero 21 Nicolodi, numero 25 Rocia, numero 30 Dudu, allenatore il signor Bellarte, il capitano Murilo Ferreira. Andiamo alla lettura degli arbitri. Il primo arbitro è Vincenzo Sgueglia della sezione di Civitavecchia, il secondo Simone Pisani della sezione di Aprilia. Il crono sarà diretto da Massimo Tariciotti della sezione di Ciampino. Tutto pronto quindi per l'inizio di questa partita, 19ª giornata che anticiperà praticamente la sosta. Poi ne parleremo in telecronaca con l'imminente impegno della nazionale di Alessio Musti per l'Elite Round in Portogallo. Si tornerà a giocare l'8 febbraio con il Latina che sarà ospite della Came Dosson, mentre l'Acqua e Sapone giocherà in casa contro la Sandro Abate. Poi ne parleremo più avanti. Acqua e Sapone che in questa prima frazione attaccherà da destra verso sinistra, Latina in casacca nerazzurra da destra verso sinistra, Maggi, Rabol, Lo Cicero, Palmeggiani, Jander per Lorenzo Nitti. Risponde l'Acqua e Sapone con Mammarella, Murilo, Calderolli, Coco Wellington e Dudu. Jonas siede in panchina, difficilmente sarà della gara, out anche Fabinho. Intanto si parte proprio con Calderolli, lotta Lo Cicero addosso a Coco Wellington, palla per Maggi, lancio dell'estremo difensore argentino, classe 1997. Poi Murilo. Abbiamo 3 giocatori che risponderanno alla chiamata del CT Musti per il raduno di Genzano di domenica alle ore 18, il primo allenamento. Intanto il sinistro di Coco Wellington, primo squillo dell'Acqua e Sapone con il suo numero 18. Subito in avanti l'Acqua e Sapone che è reduce da 9 vittorie consecutive. Mai è successo nella storia del club abruzzese di vincere tante partite di fila. -1 dal Pesaro, poi ne parleremo più avanti. Intanto ancora Acqua e Sapone in possesso con Murilo, ancora Coco Wellington, c'è Caldero lì, possesso prolungato della squadra di Bellarte, sbaglia il controllo Dudu, poi la recupera, tacco di Coco Wellington per Dudu, la finta, Lo Cicero non ci pensa 2 volte, è come è successo martedì, per poco non ci abbattono qui in zona stampa, non ci ha pensato 2 volte Lo Cicero. Calderolli, ancora Dudu, uno dei 2 diffidati dell'Acqua e Sapone insieme a Murilo, entrambi partono titolari. Eccolo qui Dudu sull'out di sinistra, bucata per Coco Wellington, uscita di Maggi che guadagna anche una rimessa. Maggi che è stato protagonista di alcune uscite incredibili contro la Sandro Abate, per poco non realizzava anche una rete. Intanto eccolo qui Maggi, uno dei nuovi arrivati in casa Latina, lancio lungo, troppo lungo, palla per il suo collega, e che collega, Stefano Mammarella. Mammarella, Murilo e Lo Cicero, tutte e 3 in campo, risponderanno alla chiamata di Alessio Musti per il raduno pre-Elite Round. Tutti poi a tifare Italia per queste qualificazioni mondiali Lituania. Intanto la giocata di Murilo, Lo Cicero in scivolata, scontro tra capitani, l'ultimo tocco è del capitano dell'Acqua e Sapone, quindi c'è Lo Cicero, Jander, autore del gol decisivo contro la Sandro Abate, lancio di Maggi troppo lungo per Palmeggiani che aveva tagliato poi
dalla parte opposta. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per l'Acqua e Sapone. Murillo, Coco Wellington, Dudu nel cerchio di centrocampo, ancora Murillo contro Palmegiani. Dudu con un po' di difficoltà, la recupera lo Cicero, poi ancora Dudu che va da Mammarella. Calderolli, Dudu 1 contro 1 con Federico Palmegiani. Calderolli, va via Calderolli sull'out di destra, ancora Calderolli che si inserisce. Dudu col destro, salva Rabal, primo calcio d'angolo di questa partita in favore dei vice campioni d'Italia. Calderolli, Murillo, il sinistro, palla alta. Si sta giocando Mantova Rieti in diretta su Rai Sport, tra poco vi aggiorneremo sul finale, partita che è iniziata alle 19. Maggi, Tony Vives, prima palla sbagliata del nuovo giocatore del Latina che ha giocato un'ottima partita contro la Sandra Abate. Intanto l'imbucata di Calderolli intercetta Rabal. Ancora Acqua e Sapone con Coco Wellington. Murillo di prima, lo Cicero fa buona guardia, lascia scorrere, rimessa per la squadra nerazzurra. Johnny, appena entrato Vives, palla per Johnny, va via Rabal, palla che è uscita in precedenza. Coco Wellington, addosso a Rabal, proteste del pivot nazionale ungherese, il richiamo del signor Pisani di Aprilia. Coco Wellington, Murillo, Avellino, il grande ex, ha giocato tanti anni con il Latina prima del trasferimento al Caos, poi questo è il suo secondo anno all'Acqua e Sapone. Intanto Vives per Maggi, pressato, spara via l'estremo difensore argentino, rimessa ancora per l'Acqua e Sapone che fa entrare anche Nicolodi che era assente sabato scorso nella grande vittoria contro l'Aniene. Ovviamente non abbiamo detto il grande assente per l'Acqua e Sapone, Ghi, il pivot arrivato quest'estate all'Acqua e Sapone, autore di 17 reti, terzo in graduatoria della classifica cannonieri. Grande assenza per Bellarte, che però ha recuperato Nicolodi l'anno scorso in forza al Real Rieti. Rabal, attaccato da Avellino, va via Rabal che poi se la allunga sul più bello. Murillo protegge Mammarella. Nicolodi, c'è Vives che anticipa Murillo, ancora Vives col destro, la deviazione di Nicolodi, primo calcio d'angolo per il Latina tra gli applausi della Pala Bianchini che inizia ad avere più fiducia dopo un buon inizio. Poi intanto Vives, palla fuori, primo squillo anche del Latina con il numero 19 spagnolo. Momento terribile nella fase centrale del girone d'andata con 7 sconfitte di fila. Intanto Nicolodi la recupera Rabal, è entrato anche Gilot, lancio intanto di Rabal per Vives, palla lunga, Mammarella c'è, quarto minuto in corso, 0-0 qui al Pala Bianchini. Nicolodi, Avellino, Nicolodi, Jesulito appena entrato, arrivato dal Napoli. Jesulito, ex giocatore anche della Luparenza. Intanto la giocata di Jesulito, non ci casca Vives, rimessa in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone. Ancora Jesulito, palla fuori, Nicolodi al volo, calcia male. Tanto la giocata di Rabal, c'è Johnny, ancora Johnny,
non la tiene in campo lo spagnolo numero 28. Nicolodi, eccolo qui, 1 contro 1 con Palmegiani, va via Esulito, 1-2, Nicolodi, esce Maggi, ancora Acquesapone, si salva il Latina, parte il contropiede, c'è Rabol, Palmegiani dall'altra parte, ancora Rabol, grande intervento di Avellino, riparte l'Acquesapone con Esulito, l'esterno, il colpo di testa di Johnny, si salva il Latina, si è salvato anche l'Acquesapone, grande intervento di Avellino. Quindi rimessa per il Latina. Gilot, Jander va da Palmegiani, il movimento di Gilot che viene premiato, il numero 14 non riesce ad agganciare la sfera. Avellino, Esulito, ancora Lucio Avellino, sbaglia il passaggio per Nicolodi, è pronto nuovamente Coco Wellington per Abellarte. Lo Cicero, Gilot, sbaglia il passaggio, lo intercetta Calderoli, poi la recupera, c'è Jander, il destro giro, Mammarella in calcio d'angolo. Gilot alla battuta, secondo calcio d'angolo per il Latina che sta avendo le sue occasioni. Ancora Gilot, palla fuori, Lo Cicero, torna da Maggi, palla per Gilot, palla velenosa, c'è Coco Wellington, Avellino la giocata, l'ultimo tocco dell'ex di turno, rimessa per il Lynx Latina, entra anche Aiello. Jander, Aiello, Jander prestato da Esulito, rischia tanto, Jander non va da Maggi, spara via, rimessa in zona d'attacco per l'Acquesapone, Nicolodi, Avellino, Coco Wellington, ancora Nicolodi, sbaglia poi il passaggio di ritorno con Coco Wellington che aveva accentrato la sua posizione. Jander, Lo Cicero, Aiello, Rabal, anzi Jander, Aiello, ancora Lo Cicero, passaggio di ritorno, il tocco di Nicolodi, sesto minuto, anzi il tocco di Nicolodi non c'è stato, la rimessa è per l'Acquesapone, Coco Wellington, passaggio per Avellino, l'intervento perfetto di Maggi in copertura, Coco Wellington, Esulito, Nicolodi 1 contro 1 con Lo Cicero, possesso dell'Acquesapone, ancora Coco Wellington, Avellino, Esulito, tenta il mancino, che gol! Golazo di Esulito, 1-0, ha visto Maggi fuori dai pali, non ci ha pensato due volte l'ex Napoli e realizza il suo settimo gol in stagione, 1-0 per l'Acquesapone. Gran gol di Esulito. L'Acquesapone sblocca il punteggio, intanto l'intervento sulla palla da parte di Avellino. Esulito con grande sportività mette la palla fuori, intanto Palmegiani resta a terra. Problemi per il numero 17. Gol pazzesco di Esulito che ha visto Maggi fuori dai pali, non ci ha pensato due volte e ha punito l'estremo difensore argentino colpevolmente fuori dai pali. Era a ridosso del dischetto di rigore. Esulito sale a 7 reti in campionato.
Intanto resta ancora a terra Palmegiani dopo l'intervento di Avellino. Sta per rialzarsi Federico Palmegiani, autore di 5 reti in campionato, il capocannoniere insieme a Johnny di questo Latina 2.0, 18 anni a novembre. Sapone che è la seconda miglior difesa del campionato con 43 gol subiti, la prima è il Pesaro con 37, terzo miglior attacco ora con 85 gol, pareggiando il conto col CMB che tra poco gioca. Il miglior attacco è quello del Pesaro con 89 reti. Intanto ha esulito ancora per Dudu, c'è Maggi, Lo Cicero, Alessandro Aiello, sbaglia il controllo Vives, c'è Coco Wellington, esulito al sinistro, Maggi questa volta blocca. Settimo minuto di questo primo tempo, 1-0 per l'Acqua e Sapone grazie a un gol stratosferico di esulito. Dudu, Coco Wellington, poi il destro di Murillo, palla fuori. Maggi, Vives, si accentra il numero 19, poi serve Lo Cicero, Aiello, Jander, Lo Cicero, Aiello, ancora Ciccio Lo Cicero, pressione altissima dell'Acqua e Sapone, poi l'intervento regolare di Esulito che lascia il posto a William Rocha, altro giovanissimo che Lorenzo Nitti conosce bene. Lo Cicero, Aiello, lungolinea per Lo Cicero che si smarca dalla pressione di Murillo, ancora Lo Cicero, fallo di Coco Wellington, primo fallo, secondo fallo per l'Acqua e Sapone, 0 ne ha commessi fin qui il Latina. Entra Gilot, rientra anche Rabal, quando siamo entrati nell'8° minuto di questo primo tempo. Gilot e Johnny sulla sfera, va via Gilot, c'è Johnny, il destro, la parata, il palo di Rabal. Latina ad un passo dal pareggio con Rabal, ancora Jander, va via Rabal, passaggio lungo, ma Marella la fa sua. Grossa occasione per il Latina di impattare il punteggio, non perfetto Mammarella sulla punizione di Johnny, poi il palo interno di Rabal con l'urlo strozzato in gol ai tifosi del Latina. Intanto Jander non va via Murillo, la rimessa però è per il Latina. 11:48 da giocare. Johnny, Gilot, va da Rabal che poco fa ha avuto la chance di impattare il punteggio. Gilot, ancora Rabal, Gilot, pressione altissima dell'Acqua e Sapone. Johnny di prima, intervento di Dudu che viene richiamato, terzo fallo, Dudu è diffidato, l'arbitro lo grazia, terzo fallo per l'Acqua e Sapone. Johnny, Rabal, non salta Coco Wellington,
guadagna però una rimessa. Ancora Rabl, Janos Rabl, palla per Johnny, dove il tocco di Giroud. Johnny va da Jander, Dudu fa buona guardia, riparte l'acqua e sapone. Murilo, Roccia, Calderol, anzi no, Nicolodi che porta a spasso tutto in latina. C'è Murilo, passaggio lungo per Dudu che lascia il campo ad Avellino. 9 minuti sul cronometro, 1-0 per l'acqua e sapone grazie al gol di Esulito. Intanto Maggi rischia tantissimo, va via, serve Vives che non riesce a far sua la sfera. Mammarella, Nicolodi, Avellino, lungolinea per Murilo, non c'è nulla, rimessa per il Latina. Rabl, Vives, Johnny, va via Johnny, ancora Johnny, la recupera Rabl, c'è Vives, Giroud, attaccato da Nicolodi. Maggi di prima per Rabl, la giocata di Rabl, c'è Murilo addosso al numero 13, rimessa per l'acqua e sapone. (10:29 da giocare), 1-0 per l'acqua e sapone. Murilo, Nicolodi, l'intervento di Giroud, poi sbaglia tutto Avellino. Rabl, lungolinea per Vives, il destro troppo schiacciato, palla fuori. E time out per Bellarte che richiama i suoi. Intanto il Rieti ha espugnato il campo del Mantova, 7-6. (2-2) tra Arzignano e CMB. Andiamo anche ad aggiornarvi sugli altri risultati. Si ripartirà con una rimessa in favore dell'acqua e sapone. C'è Nicolodi attaccato da Rabl che guadagna una rimessa. Lo Cicero, Johnny, Vives di prima, va via Rabl, se la trascina. Rimessa per l'acqua e sapone. Siamo giunti a metà di questo primo tempo. Intanto Avellino di prima per Nicolodi, attaccato da Lo Cicero, ancora Nicolodi, anzi era Calderolli, eccolo qui Nicolodi. Avellino, il destro addosso a Vives, resta in avanti l'acqua e sapone. 9:44 da giocare. Murilo, palla fuori, ancora Murilo, 1-2 con Avellino. Nicolodi, Avellino, 1-2 che si chiude con Nicolodi. Ottima la difesa di Johnny, l'ultimo tocco dell'ex Rieti. Lo Cicero, ottima l'imbucata per Vives che si gira, va via Vives, il destro addosso a Mammarella, poi Vives rimessa dal fondo. Lancio di Mammarella,
Maggi, la finta che disorienta Nicolodi, rimessa dal fondo, 9-21, esce Vives che poco fa ha avuto una grande chance, rientra Aiello, pronto nuovamente anche Gilot, intanto Lo Cicero va da Rabl, il destro addosso ad Avellino, Rabl, Johnny, non passa, parte Esulito, anticipato dallo stesso Rabl, si è mangiato il campo, anticipato l'autore dell'1-0, Nicolodi, Avellino, Nicolodi, Calderolli, fallo di Johnny su Calderolli, primo fallo del Latina, batte subito Calderolli, Nicolodi, palo, dove il tocco di Maggi acqua e sapone ad un passo dal 2-0. Esulito 1-2 con Avellino che non si chiude, rimessa per il Latina, rientra Coco Wellington, pronto anche Palmegiani per Lorenzo Nitti, tanto il lancio con Avellino che anticipa Rabl, l'ultimo tocco è di Coco Wellington, 8:46. Gilot, Lo Cicero di prima per Aiello, c'è Rabl che la tiene con una giocata, palla al centro, Gilot anticipato da Mammarella, lancio di Mammarella, ancora Calderolli, poi Maggi per Lo Cicero, Rabl esagera ed esce al posto di Palmegiani, Avellino, Calderolli, Avellino 1-2 che non va, rimessa per il Latina tra gli applausi del tecnico Nitti, è pronto Gilot, Aiello, ancora Gilot, Aiello, Lo Cicero, Gilot, 1 contro 1 con Esulito, ancora Lo Cicero, Aiello, Gilot, Palmegiani, scontro con Esulito, l'ultimo tocco è del numero 17 che subisce un'altra botta, deve lasciare il campo per Vives, la giocata di Calderolli, 1-2, ancora Calderolli, ci prova Coco Wellington, riparte il Latina, Aiello, Lo Cicero, intervento perfetto di Esulito, rimessa per il Latina. Rimessa per il Latina, Lo Cicero, Gilot, 7:30, Aiello, pronto nuovamente Rabl, Aiello, Lo Cicero, Vives, Gilot, Lo Cicero, di prima per Vives, ancora Latina, Aiello,
passaggio lungo per Giroud, troppo lungo per il numero 14. Rientra Jander al posto di Aiello. Esulito, Dudu, Coco Wellington, Esulito, palla al centro e il raddoppio di Dudu. Splendida azione dell'Acqua e Sapone, il raddoppio al 13°. E time out per il Latina. Gran gol dell'Acqua e Sapone, grande trama dei ragazzi di Bellarte che vogliono con forza la 10ª vittoria consecutiva per allungare questo record della storia del club abruzzese. L'Acqua e Sapone non perde dal 23 novembre, quando il Rieti vinse proprio in casa dell'Acqua e Sapone per 5-4. Da quel momento 9 vittorie di fila. -1 dal Pesaro, capolista, 45 punti. Giroud spara via. Dudu, Coco Wellington, la recupera Vives in un primo momento. Avellino si complica un po' la vita, poi esce benissimo. Ancora Coco Wellington, va via Dudu, palla per Esulito, l'intervento di Tony Vives. Ancora Acqua e Sapone in possesso, uscita pressing stratosferica da parte dei ragazzi di Bellarte. Ancora Latina, Rabl, Giroud, Rabl, Tony Vives, Jander, Giroud di prima per Vives che tenta la giocata, sbaglia e poi lascia il posto a Johnny. Non mancano esattamente 6 minuti al termine del primo tempo. 2-0 per l'Acqua e Sapone. Poco fa ha raddoppiato Dudu. Dovrebbe essere il primo gol stagionale per il numero 30 Murillo. Avellino, Coco Wellington, torna da Murillo, 1-2 che si chiude, va via Murillo, poi Johnny ci mette una pezza, riparte il Latina, fallo netto di William Rocha, quarto fallo per l'Acqua e Sapone. Johnny, passano i 4 secondi, troppo lento Johnny nella battuta, controfallo, punizione per l'Acqua e Sapone. Rocha, Dudu, Coco Wellington, ancora per Dudu, Coco Wellington, Murillo attaccato da Maurizio, penetrato, Coco Wellington, non si chiude il triangolo, rimessa in zona d'attacco per il Latina. Rabl, non ci pensa due volte William Rocha a metterla fuori, ancora una rimessa. Maurizio, Johnny, va via Johnny sull'out di sinistra, l'ultimo tocco di Murillo, ancora Latina. Johnny, ci prova Jander, addosso a Dudu, risbuca Jander,
rimane comunque in proiezione offensiva il Latina. Jander, Mauricio, Johnny, la recupera Murillo, grande giocata, poi il fallo di Johnny sul capitano dell'Acqua e Sapone, giocatore della nazionale di Alessio Musti. 4,54 ancora da giocare, 2-0 per l'Acqua e Sapone. Recupera il Latina, Mauricio, ancora Jander, Rabla, passaggio intercettato da Rocha. Johnny, Mauricio, Johnny, ancora Johnny, Rabla, non salta Rocha, Johnny, l'imbucata con Jander che non riesce a chiudere il triangolo, c'è Mammarella, lancio di Mammarella perfetto per Coco Wellington, la giocata, c'è Maggi, colpo di testa di Rocha, Murillo, Avellino, Coco Wellington, ancora Rocha, Coco Wellington, 3,50 da giocare, Murillo perde palla, poi Rocha spara via e lascia il posto a Calderolli. Johnny, Greco col sinistro, palla fuori. L'autore dell'1-1 contro la Sandra Abate, Gianluca Greco, appena entrato, lancio intanto di Mammarella, ancora perfetto per Calderolli, poi il sinistro di Nicolò di palla fuori. Mamma mia come lancia Mammarella, è incredibile. Maggi, Johnny, Rabla, raddoppiato, Cello Cicero, tacco di Rabla, l'ultimo tocco è del numero 13. Murillo, intervento falloso di Lo Cicero, terzo fallo per il Latina, 4 ne ha commessi l'Acqua e Sapone, 7 falli, nessuno ammonito fin qui. 3,25, riesce Greco, rientra Mauricio. Murillo, è uno schema, si salva il Latina, Rabla spazza via. Nicolodi, Murillo, la giocata di Avellino, fallaccio di Greco, quarto fallo anche per il Latina che pareggia i conti a 3 minuti e 11 secondi dal duplice fischio. Avellino, Calderolli, la giocata su Johnny, ancora Avellino, Murillo, ottima giocata di Lo Cicero, poi Johnny si scontra con Rabla, riparte il Latina, c'è Johnny, ancora Johnny, tiro sporcato, Mammarella blocca, c'è Avellino, ancora Avellino e il gol di Lucio Avellino che non esulta. 3-0 per l'Acqua e Sapone. Non esulta Lucio Avellino che ha giocato qui davvero tanti anni.
con la maglia del Latina tante soddisfazioni. Maurizio, Johnny, Greco perde palla, c'è Avellino, Murillo, Calderolli, Nicolodi, Calderolli, palla per Murillo, la sfera arriva a Maggi, lancio lungo per Johnny, Mammarella la fa sua. Poi la mette fuori, c'è un problema per Calderolli. Con Lo Cicero che ridà palla all'Acqua e Sapone, tra gli applausi del Pala Bianchini. Avellino si deve ribattere, con soli 2 secondi a disposizione di Mammarella. Calderolli, colpo di testa di Nicolodi, poi quello di Maurizio, rimessa per l'Acqua e Sapone. Tra le proteste di Lo Cicero, ultimi 120 secondi di questo primo tempo. Avellino, Nicolodi, Murillo, bucata per Nicolodi che non la tiene, rimessa per il Latina. Johnny, Lo Cicero sbaglia il controllo, attimi di nervosismo per il capitano del Latina. 1:45, Murillo, la giocata si accentra, va da Nicolodi, il destro con la parata, anzi il gol di Calderolli. 4-0 per l'Acqua e Sapone con il gol di Calderolli che sale a 11. Dilaga l'Acqua e Sapone già nel primo tempo. Maggi, lancio lungo sbagliato per Lo Cicero. Intanto è entrato anche Bruni col numero 88, lancio di Mammarella per Esulito. Vives, Lo Cicero, Aiello, ultimo giro di lancette. Lo Cicero di tacco per Vives che non passa, poi la recupera Aiello, ancora Vives che si inserisce, Vives, calcio d'angolo per il Latina. Lo Cicero, palo! E poi brutto intervento di Lo Cicero che si becca il cartellino giallo, primo monito del match e quinto fallo per il Latina. Secondo palo del Latina, sfortunato in questa circostanza Lo Cicero. 47 secondi dalla fine, prima ha colpito il palo, poi si è beccato il giallo. Calderolli, Nicolodi,
Il destro di Nicolodi, la tiene Maggi. Gilo. Aiello. Il destro di Aiello, Mammarella risponde presente. Ancora acqua e sapone in possesso Nicolodi. Il sinistro a giro sul fondo. Aiello. Rabl. Gilo. Finisce il primo tempo 4-0 per l'Acqua e Sapone, che va a segno con Esulito, Dudu, Avellino e Calderolli. A tra poco per la ripresa, sempre qui dalla Pala Bianchini di Latina, in diretta su PMG Sport Futsal.
tutto pronto per la ripresa, sempre in diretta qui dal Pala Bianchini di Latina. 4-0 per l'Acqua e Sapone, che attaccherà quindi da destra verso sinistra, Latina da sinistra verso destra, Latina che però sia sull'1-0 sia sul 2-0 ha avuto due clamorose occasioni con due pali. Anche sul 4-0 il palo di Lo Cicero, che poi dopo si è beccato anche la ammonizione. Tra poco si riparte. Si attende il fischio degli arbitri. Il Rieti ha già vinto a Mantova 7-6, si è giocato alle 19 in diretta. Rai Genova Ostia 1-1, 2-2 tra Arzignano e CMB. Il Pesaro giocherà domani alle 19 sul campo del Petrarca. Alle 18 Sandro Abate contro Meta. Intanto Calderoli calcia male, cade. A concludere ci sarà anche Pescara Feldieboli. Rieti, che è stata l'unica squadra dal 23 novembre a battere l'Acqua e Sapone che poi aveva perso anche con la Camedosson. Le uniche due sconfitte stagionali, una in trasferta e una in casa per la squadra di Bellarte, che poi ha anche pareggiato con CMB e Arzignano. L'Arzignano all'esordio la prima giornata il 21 settembre, poi dopo la sconfitta con i Rieti in casa del 23 novembre 9 vittorie di fila. Intanto Bruni addosso a Murillo. Si riparte quindi, già trascorso quasi un minuto dall'inizio della ripresa. 4-0 per la squadra vice campione d'Italia. Intanto il destro di Rabl con la parata di Mammarella. Ultimo turno prima della sosta, campionato che tornerà l'8 febbraio. Intanto calcio d'angolo, c'è un fallo di Bruni, primo fallo per il Latina di questa ripresa Elite Round, che si disputerà in Portogallo dal 30 gennaio al 2 febbraio, con l'Italia che è inserita con i padroni nel girone A, con i padroni di casa del Portogallo, nuovamente la Bielorussia e poi la Finlandia. Intanto il fallo di Murillo su Rabal, primo fallo anche per l'Acqua e Sapone. Italia che farà il suo esordio giovedì 30 gennaio alle 18:30 contro la Finlandia, venerdì 31 contro la Bielorussia, domenica 2 febbraio contro il Portogallo. A conclusione del girone la prima classificata andrà direttamente al mondiale, che si disputerà dal 12 settembre al 4 ottobre in Lituania. La seconda andrà a fare uno spareggio. Intanto Lo Cicero, il destro addosso a Murillo, c'è Gilò, va via Gilò, il destro ancora Dudu, resta comunque in avanti il Latina. Lo Cicero calcia male, rimesso dal fondo. Stavamo dicendo che vincerà il raggruppamento, sono 4 raggruppamenti, andrà di diritto alla fase finale del mondiale, che si giocherà dal 12 settembre al 4 ottobre in Lituania. La seconda andrà a fare uno spareggio, in questo caso intanto va via Dudu, il tocco di Gilò, c'è Maggi. Il girone A avrà il beneficio di giocare lo spareggio con il ritorno in casa 9 e 12 aprile. Ancora Acqua e Sapone, Coco Wellington, l'intervento di Rabalo è falloso, fallo dell'ungherese su Coco Wellington, secondo fallo per il Latina e cartellino giallo per il numero 13, secondo ammonito del match dopo Lo Cicero.
C'è Calderolli sulla sfera. La finta Dudu, Murillo, passano i 4 secondi. Johnny, Gilo, Lo Cicero, ancora Johnny, lancio per Rabl, passaggio lungo, c'è Mammarella. Johnny anticipa in un primo momento Murillo che riesce a servire Dudu. Coco Wellington di tacco per Calderolli, ancora questa pone in possesso. Dudu, Murillo, Coco Wellington, Calderolli, ancora Coco, c'è Maggi che anticipa Calderolli, poi sbaglia tutto l'estremo difensore argentino. Murillo, Dudu, lancio di Murillo, il colpo di testa di Calderolli, c'è Maggi. Rabl per Johnny, intervento falloso di Calderolli e arriva il secondo fallo per l'Acqua e Sapone. Johnny, Rabl, non salta Dudu, autore del momentaneo 2-0. Aiello, esterno per Lo Cicero che riesce a girarsi, si trattiene con Calderolli, cartellino giallo per Calderolli, terzo fallo per l'Acqua e Sapone. Non è d'accordo Calderolli. Già 6 falli, 3 per parte, dopo neanche 3 minuti di gioco. C'è Johnny sulla sfera. Il destro di Johnny sulla barriera, ancora Johnny, va via Coco Wellington, verrà cumulato un fallo a Johnny, quarto fallo per il Latina. Dopo 2 minuti e 30 secondi, già 7 falli, 4 il Latina, 3 l'Acqua e Sapone. C'è calcio d'angolo. Dudu, palla al centro, il tocco di Jander. Ancora angolo per l'Acqua e Sapone. Ci prova Calderolli, palla fuori. Johnny, Rabl, anzi Jander, lancio per Aiello che sbaglia il primo controllo. E regala una rimessa all'Acqua e Sapone. Coco Wellington va da Mammarella. Nicolodi, ancora Coco Wellington, Avellino, Calderolli, 1-2 che si chiudeva via Calderolli, il tocco sotto, palla fuori. Chance per l'Acqua e Sapone di andare sul 5-0. Jander, Johnny, Aiello, ancora Johnny, rischia tantissimo Johnny. Ultimo tocco è stato di Nicolodi. Rabl, Jander, va da Aiello, Rabl, Johnny, riconquista la palla l'Acqua e Sapone. C'è Mammarella, Avellino, Nicolodi,
Calderolli, Coco Wellington di prima, sbaglia tutto il numero 18 e regala di fatto una rimessa alla squadra nerazzurra. C'è ancora Jander, Lo Cicero, sbaglia il passaggio per Johnny. Calderolli, Avellino, un tocco sbagliato dopo la deviazione sfortunata di Calderolli, rimessa per il Latina. Rabl, Lo Cicero, Vives, ancora Lo Cicero, Rabl, Vadamaggi, Jander, passaggio lungo, c'è Mammarella, la recupera Lo Cicero, l'intervento perfetto di Avellino che in un'analoga situazione nel primo tempo ha messo una pezza importante a un contropiede del Latina che era un 2 contro 1 ed eravamo sullo 0-0. Jander, Lo Cicero, ancora Jander, la giocata di Rabal, la palla esce fuori. 15-27 da giocare, 4-0 per l'Acqua e Sapone, già 7 falli commessi, 4 dal Latina, 3 dall'Acqua e Sapone. Intanto Avellino sbaglia il controllo, rischia tantissimo e regala un calcio d'angolo al Latina. Non calcia Lo Cicero, l'ultimo tocco però è di Calderolli. Jander addosso a Calderolli, resta comunque in avanti il Latina. Lo Cicero, passaggio sporcato sempre da Calderolli. Ci prova Maurizio, sbaglia tutto. Calderolli, Nicolodi, pressato da Jander, la mette fuori l'ex Rieti, non ci pensa due volte. Quinto minuto di questa ripresa, palla per Lo Cicero che apre il piattone, calcia male. Avellino, Esulito, Roccia, ancora per Roccia. Nicolodi, va da Esulito, va via Esulito, il sinistro, Maggi in due tempi. Intanto passaggio intercettato da Nicolodi dopo il tocco di Lo Cicero. C'è Maurizio, 1-2 con Jander, ancora Maurizio, Vives, passaggio sbagliato per Lo Cicero. Ricordiamo che l'Acqua e Sapone ha Jonas in panchina che però non farà parte della gara, scopo precauzionale, la squadra di Bellarte non lo vuole schierare. Fuori anche Ghi per squalifica, il capocannoniere dell'Acqua e Sapone con 17 reti all'attivo, oltre a Fabigno, l'unico arrivato dalla finestra invernale di mercato con lo scambio con Wenu, con i cugini del Color Max Pescara. Wenu che ha proprio segnato sabato contro il Lido di Ostia. Esulito, Avellino, Nicolodi, va via Nicolodi, 5-0, 13 in campionato per Douglas Nicolodi. Gran gol dell'ex giocatore del Rieti. (14-12) da giocare. Ancora Acqua e Sapone. Nicolò del sinistro, la parata di Maggi.
palla fuori, ancora Nicolotti addosso ad Avellino, poi in scivolata Avellino anticipa Greco. Rabolo sbaglia il controllo e regala una rimessa all'Acqua e Sapone. Murillo non trova Rocia, c'è Greco che alimenta Rabl. Aiello, Gilot, Aiello 1-2, ancora Gilot, passaggio lungo per Aiello, rimessa per la squadra di Bellarte che ha aumentato lo score con il gol di Nicolodi che sta al 13 in campionato. Vice cannoniere dell'Acqua e Sapone, non ha giocato sabato scorso contro l'Anine. Rocia, Esulito, Murillo, lancio lungo addosso a Rabl, c'è Mammarella, lancio perfetto di Mammarella per Dudu, un compasso tra le mani. Mammarella mette la palla davvero dove vuole, oltre ad essere un fenomeno, un mostro tra i pali. Dudu, Esulito, ancora Dudu, Puntaiello, Rocia, Esulito, palla al centro Aiello, poi il tocco di Rabl. (12:51 da giocare). Esulito, Murillo, Esulito, la giocata su Greco, fallo di Greco su Esulito, quinto fallo per il Latina, che quindi esaurisce il bonus. Alla prossima sarà tiro libero per la squadra di Bellarte. Ovviamente se non in diretto. Il destro di Dudu calcia male il numero 30. Greco, campanile Aiello, la recupera Rocia, Murillo di prima, Esulito addosso a Maggi. Dudu, Murillo in qualche modo, poi lo Cicero per Rabl, il tocco di Rocia, Greco la recupera, Dudu, riparte l'Acqua e Sapone, ancora Dudu, il destro di Dudu, la doppietta del numero 30, 6-0 per l'Acqua e Sapone. Riparte il Latina con Rabl, ultimo tocco di Coco Wellington, lo Cicero, Rabl, Johnny, lo Cicero, Johnny, il destro addosso a Dudu, ancora Johnny, triplicato il brasiliano, poi Dudu mette ordine, c'è Coco Wellington che si trascina la palla fuori. Rimessa per i Lynx, 11:48 da giocare, 6-0 per l'Acqua e Sapone, che poco fa probabilmente ha messo il punto esclamativo al match con la doppietta di Dudu. Intanto Johnny spara via Rocia, Marcello Cicero, ancora Johnny, il tocco di Dudu, rimessa per il Latina. Rabl, Johnny, ancora Rabl, Gilot,
Ancora Johnny, passaggio intercettato da Gilo, rientra Jander, eccolo qui col numero 80, Lo Cicero, Johnny, l'imbucata per Jander, capisce tutto Murillo, Coco Wellington per Dudu, ancora Coco Wellington che va via, Coco Wellington, c'è Roccia, Coco Wellington, 7-0 per l'Acqua e Sapone. Coco Wellington sale a 10 gol in stagione. Time out per il Latina. Si riparte 7-0 per l'Acqua e Sapone che adesso sta dilagando. Come le mille tu la scrivere. C'è Rabl, Roberto. Murillo, Calderoli 1-2 addosso a Jander, Lo Cicero va via, se la porta sul destro, poi l'intervento di Coco Wellington, Lo Cicero, il destro di Jander, tocco di Calderoli, Murillo, sbaglia il passaggio, Lo Cicero poi non riesce a calciare. Provato col numero 7 Liviero per Bellarte, quando siamo giunti a metà di questa ripresa. 10 minuti al termine della partita. Rabl, Johnny, ancora Lo Cicero, Rabl, Johnny, Rabl, il destro e il gol di Jaros Rabl, 7-1, accorcia il Latina. Secondo gol con la maglia del Latina per Rabl. Intanto l'intervento di Calderoli su Maggi, quarto fallo per l'Acqua e Sapone, chiede scusa il numero 9. No, fallo che non verrà conteggiato perché gioco pericoloso. Johnny, la giocata di Johnny, fallo di Avellino, quarto fallo questa volta per l'Acqua e Sapone, calcio di punizione dal limite per il Lynx Latina.
non molla il pala Bianchini, sempre vicinissimo alla squadra nonostante il momento difficile. Calcio di punizione, c'è Johnny, parte il numero 28, il destro, la palla non entra, si salva l'Acqua e Sapone, ancora Roccia, palla per Maggi che poi riparte, era Nicolodi, poi sbaglia il passaggio Maggi. Liviero perde palla, Coco Wellington alimenta, sbaglia tutto, c'è Maggi, 9 minuti al termine della partita. Johnny, Jander, Johnny di prima per Lo Cicero, ancora Johnny, Rabl, Johnny, Rabl, non c'è stato alcun tocco. Intanto esce Liviero e rientra Esolito con l'ex Napoli che ha aperto le danze con un gol che molto probabilmente andrà nella top gol della settimana, un cucchiaio che ha sorpreso Maggi fuori dai pali da centrocampo, tocco sotto del numero 10. Intanto Coco Wellington, 8:20, Esulito si complica un po' la vita, Johnny, è la gol di Johnny, il sesto, 7-2. Il numero 28 ruba palla a Esulito, e diventa il capocannoniere del Latina Johnny, superando Palmegiani. Avellino addosso a Johnny, c'è Maurizio, l'intervento falloso di Nicolodi, quinto fallo per l'Acqua e Sapone e si becca anche il cartellino giallo Nicolodi. Problema al braccio per Maurizio. Entrambe le squadre hanno sprecato il bonus dei 5 falli, mancano 8 minuti al termine del match, 7-2 per l'Acqua e Sapone, con il Latina che ha accorciato le distanze con Rabal e Johnny dopo il momentaneo 7-0 della squadra di Bellarte. Si rialza Maurizio, calcio di punizione dal limite per la squadra di Nitti con Jander e Johnny sulla sfera. C'è Rabla, anzi parte Jander, il destro e il gol di Jander, 7-3. Si rifà sotto il Latina, meno 4.
gol in stagione per Jander, e Latina accorcia ancora le distanze. Tanto la giocata, il destro di Nicolodi addosso allo Cicero. Anticipato Avellino da Tony Vives. Si sta infiammando il pala Bianchini. Mammarella, lancio per Nicolodi che non la tiene. 7:47, rientra Rabl. Jander ha trovato il 7-3. Lo Cicero per Rabl che sbaglia il controllo. La giocata di Murillo, c'è Jesulito, Nicolodi, Esulito, Nicolodi, adesso possesso dell'Acqua e Sapone che ha un po' staccato la spina dopo il gol del 7-0. Nicolodi, Murillo, attaccato da Vives, Esulito, intercetto di Aiello, la sfera arriva a Nicolodi, poi Avellino di prima per Esulito, Esulito, lo Cicero anticipa il numero 10, calcio d'angolo per il Latina. Esulito, Avellino, ancora Esulito, Nicolodi, Avellino, Esulito, 7 al termine. Nicolodi, Esulito, Avellino, Nicolodi, Murillo, attaccato da Vives, lancio il colpo di testa di Aiello, la recupera lo Cicero. Rabl, Vives, il tocco di Murillo, rimessa per il Latina. Vediamo se Lorenzo Nitti opterà per il power play, provato e riprovato in settimana. Rabl il sinistro, c'è Coco Wellington, resta comunque in avanti il Latina, 6:41. Aiello, passaggio sbagliato, poi Gilo copre l'avanzata di Nicolodi, c'è Avellino, ancora Nicolodi, Murillo, Avellino, Coco Wellington, Nicolodi, salta Vives, ancora Nicolodi che tiene la palla in campo, Coco Wellington, Avellino, Esulito, il tocco di Vives, rimessa per l'Acqua e Sapone. Avellino, Nicolodi, Avellino, va via Avellino, Murillo, il tocco sotto, Vives lascia scorrere, rimessa dal fondo. 5:58, rientra Johnny al posto di Aiello. Lancio di Maggi, anticipato Johnny da Coco Wellington, c'è Mammarella, Coco Wellington, Gilo anticipava, via Gilo, poi l'intervento perfetto di Nicolodi, rimessa per il Latina. Gilo, Rabl, Johnny 1 contro 1 con Avellino, la finta di Johnny, poi Rabl, Avellino da terra, anticipa, si frappone al tiro dell'ungherese. 5:41 da giocare, 7-3 per l'Acqua e Sapone. C'è Gilo, imbucata per Johnny che va da Vives, ancora Gilo, ancora Tony Vives che in qualche modo non riesce però a fermare Avellino. Fallo di Tony Vives su Avellino, tiro libero per l'Acqua e Sapone a 5:28 dal termine. Ingenuità da parte di Vives, una zona del campo evitabile, tiro libero quindi per l'Acqua e Sapone con Esulito dalla lunetta dei 10 metri.
parte Esulito. È il gol di Esulito, 8-3, doppietta per Esulito che sale a 8 gol. Acqua e Sapone nuovamente a più 5. Intanto lo Cicero, anzi Johnny sul fondo. Lancio di Mammarella, perfetto per Murillo che non la tiene in campo. Lancio di Maggi, c'è Vives, la recupera Avellino che con esperienza prima ha guadagnato un tiro libero proprio su Vives. Intanto Esulito, Coco Wellington, Esulito, Murillo, Esulito, 1-2 splendido Avellino e Coco Wellington. C'è Esulito, 4,50, ancora Coco Wellington, di prima Murillo, sbagliato per Esulito. Johnny, Jander, Gilo, il sinistro, la deviazione con la schiena di Coco Wellington, calcio d'angolo per il Latina. Lo Cicero, Gilo, la giocata, l'elastico di Gilo, tocco di Coco Wellington. Intanto l'intercetto di Esulito, lo Cicero alimenta Jander, Johnny, ancora Jander, pressato da Coco Wellington. Gilo, lancio per Johnny che la tiene, 1-2 e non si chiude per poco. 4 minuti 10 secondi al termine del match. Acqua e Sapone che poco fa si è riportata sul più 5 grazie al tiro libero di Esulito. Gilo ancora la tiene in avanti, lo Cicero, Gilo, Johnny, Gilo, ancora Johnny, lo Cicero, attaccato da Nicolodi. Intanto Johnny addosso ad Avellino che si fa male dopo la pallonata a 3,41 dal termine. Nicolodi restituisce la sfera al Latina con Maggi che innesca Rabla. Riparte la squadra di Nitti. Lo Cicero addosso a Roccia, ancora Rabla. Lo Cicero, Rabla, Johnny, Lo Cicero, Rabla, il destro, la direzione di Coco Wellington, poi c'è Jander, tocco di Murillo, calcio d'angolo per il Latina che vuole chiudere con onore questa partita. Palla fuori, Lo Cicero, palla alta. Nicolodi la tiene in campo sul lancio di Coco Wellington. Roccia, Murillo, ancora per Nicolodi, anzi Coco Wellington.
Rocha, eccolo Nicolodi di tacco per Coco Wellington. Nicolodi sbaglia il passaggio per Rocha. Rabl, Jander, Lo Cicero, Rabl, rimessa per il Latina con lo stesso Rabl alla battuta. Lo Cicero, Lo Cicero ancora, Rabl, Jander, Johnny di prima, si gira Rabl, la parata di Mammarella, poi Rocha in calcio d'angolo. Palla fuori, c'è Johnny, il destro addosso a Coco Wellington. Jander, Lo Cicero, trattiene la maglia, Lo Cicero, tiro libero, rischia tanto il capitano del Latina, già ammonito, fallo, il 7° del Latina, altro tiro libero per l'Acqua e Sapone. Va Rocha dalla lunetta di 10 metri contro Maggi. Parte Rocha, il destro e il gol di Rocha, 9-3. Più 6. Secondo tiro libero di fila realizzato dall'Acqua e Sapone. Rabl, palla per Johnny. Ultimi 120 secondi della gara. Jander sbaglia, c'è Coco Wellington che apre il sinistro, la deviazione di Lo Cicero, il tocco poi di Maggi, ancora calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone. 1:49 al termine. Palla fuori, il colpo di testa di Johnny. Maggi, Jander, Johnny, ancora Jander, ultimi 90 secondi, lancio per Rabl, però c'è Rocha che anticipa il pivot ungherese, calcio d'angolo per il Latina. L'occasione intanto per Johnny, ancora calcio d'angolo per la squadra di Nitti. Palla fuori per Johnny, angolo sbagliato, Johnny deve arretrare la sua posizione. Jander, ancora Johnny, perde la palla, riparte Nicolodi, il destro, Maggi in due tempi. Johnny, Lo Cicero, ancora Johnny, non trova Jander che poi con un guizzo riesce a tornare sulla sfera. Johnny la tiene in campo, ultimo giro di lancette, va via Lo Cicero che apre il destro, Mammarella in calcio d'angolo. Johnny, Mammarella la tiene lì. L'ultimo tocco di Rabl dopo il passaggio di Coco Wellington. 50 secondi. Murillo, va via Nicolodi, 1 contro 1 con Johnny, palla al centro, intercetto di Johnny,
chiude in avanti l'Acqua e Sapone. 39 secondi al termine del match. C'è Nicolodi alla battuta, palla al centro, ancora Johnny, si resta lì. Lo Cicero lotta e recupera la sfera, ancora Lo Cicero, va da Johnny. Rabl, Johnny, ancora per Rabl. Jander, il destro di Rabl addosso, credo a Marrazzo se non vorrei sbagliare, numero 6 appena entrato. Poi Mammarella sbaglia il lancio e questa è una notizia. Jander, Johnny, ancora Johnny, 8 secondi, l'imbucata per Jander che sbaglia il controllo. Rimessa dal fondo, 5 secondi. Lancio di Mammarella proprio per Marrazzo che non la tiene. E finisce la partita 9-3 per l'Acqua e Sapone, che trova la 10ª vittoria consecutiva e vola 47 punti in classifica. Scavalca per una notte il Pesaro, che tornerà a giocare domani in casa della Petrarca. Applausi per il Latina che le ha provate tutte per abbattere la fortezza dell'Acqua e Sapone. È tutto dalla Pala Bianchini, ci rivedremo tra 3 settimane dopo gli impegni della nazionale.